Buongiorno da Sicilia 24, questi titoli di oggi. Avrei dovuto chiamare il capitano prima, nelle parole di Matthew Griffiths, il marinaio di guardia la notte della tragedia del Bayesian, la possibile origine della catena di errori umani che avrebbe causato il naufragio del veliero in cui morirono 7 persone. Il GUP di Palermo ha archiviato l'inchiesta sulla mostra milionaria della Sicilia a Cannes. Non andranno a processo i funzionari regionali che firmarono i contratti. Messina, la preoccupazione di residenti e commercianti di Piazza del Popolo per gli ultimi episodi di violenza. Un altro arresto ieri per l'ennesima rissa della nottata. Ultimi giorni di preparativi per le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla che raggiungeranno Gaza sfidando Israele. Diversi cortei di solidarietà anche in Sicilia. È arrivata a Palermo, dove sarà curata all'Ismet la piccola afghana di 2 anni, Ayeda, che non poteva essere salvata nel suo paese. Partita una gara di solidarietà per assistere la bambina. Segesta svela i suoi segreti. Dagli scavi riemerge l'aula del Tribunale medievale con la tribuna del giudice. Calcio, il Palermo ha un nuovo portiere, definito l'ingaggio di Michele Avella, affiancherà Jo Ronen in attesa del recupero degli infortunati. Serie C, il nuovo Catania presentato a Palazzo degli Elefanti, fotoricordo sotto il Liotru, Grella dice è l'ora di trasformare il potenziale in fatti, il capitano di Tacchio vicino al rientro. Ancora ben trovati, apriamo con la tragedia del Bayesian, è una dichiarazione davvero importante, non credo che la barca potesse essere salvata, però avrei dovuto chiamare prima il capitano. Sono le parole di Matthew Griffiths, il marinaio di guardia la notte della tragedia, da qui la possibile origine della catena di errori umani su cui indaga la procura di Termini Imerese che avrebbe causato il naufragio. Desiree Ferlito. Non credo che la barca potesse essere salvata. Io potevo chiamare il capitano prima e poteva aver chiuso prima i 4 portelli piccoli sulla prua. Nelle parole di Matthew Griffiths, il marinaio di guardia la notte della tragedia, potrebbe esserci l'origine della catena di errori umani su cui indaga la procura di Termini Imerese e che avrebbe causato il naufragio del Bayesian. A 1 anno di distanza ci sono ancora troppi dubbi. Il racconto di Griffiths e di altri testimoni ne aggiungerebbero altri. Uno in particolare, i superstiti collocano la tragedia 18 minuti dopo rispetto alla ricostruzione della Guardia Costiera, che si basa sul sistema satellitare di tracciamento, sul segnale di affondamento e sui filmati di 5 telecamere private. Il Bayesian è affondato alle 4:06. Ho visto che una tempesta stava arrivando verso di noi, ma fino alle 4 non ero preoccupato. Avrei dovuto chiamare prima il comandante, cosa che il marinaio fece alle 4:10 quando andò a svegliarlo in cabina. La versione del marinaio però non coincide con quanto accertato dalla Capitaneria di Porto. E c'è una notizia dalle agenzie, il funzionario amministrativo più anziano del TAR Sicilia, Mauro Basile, un punto di riferimento per magistrati, avvocati e colleghi, è stato licenziato perché sospettato di avere trafugato i soldi pagati da chi presentava ricorso ai giudici amministrativi, una cifra che può variare da 300 a 6.000 euro in base all'importo della causa in discussione. Una prima stima dell'importo sottratto sarebbe di oltre 100.000 euro. Di questo ci occuperemo anche nella prossima edizione del nostro telegiornale. Intanto il GUP di Palermo ha archiviato l'inchiesta sulla mostra milionaria della Sicilia a Cannes. Niente processo dunque per i funzionari regionali che firmarono i contratti da 3.700.000 euro in 3 anni. Manlio Viola. La mostra milionaria della regione siciliana a Cannes e lo scandalo che ne è derivato non avrà conseguenze penali. Il GUP di Palermo, Patrizia Ferro, ha archiviato l'inchiesta considerando le prove acquisite non sufficienti a portare ad un processo. Non ci saranno dunque conseguenze penali per i funzionari regionali che firmarono le carte della convenzione con la società del Lussemburgo che organizzò la mostra a Cannes per 3 anni consecutivi. L'ultimo però non fu fatto. Nessun processo per Lucia Di Fatta, dirigente generale del Dipartimento
Dipartimento Turismo all'epoca dei fatti, sia sotto l'assessore Maglio Messina che con l'assessore Francesco Scarpinato. Niente processo neanche per Calogero Franco Fazio, il dirigente del turismo che firmò il contratto da 3.700.000 euro, né per Nicola Tarantino, responsabile della Sicilia Film Commission, che promosse l'iniziativa. I dirigenti sono difesi rispettivamente dagli avvocati Giuseppe Gervino e Massimo Motisi. Le ipotesi di falso pubblico e turbata libertà degli incanti non sono provate, né ci sono elementi per proseguire le indagini, secondo il GIP. Ciò perché la società del Lussemburgo ha dimostrato di essere esclusivista di quegli spazi e l'opportunità o meno di promuovere così la Sicilia non è un fatto di rilevanza penale. L'archiviazione era comunque un fatto atteso ormai da tempo. La Procura europea, che aveva indagato su questi fatti, aveva riscontrato le difficoltà a provare un reato e trasmesso gli atti alla Procura di Palermo per approfondire altri aspetti emersi durante l'inchiesta, ma non legati direttamente alla mostra di Cannes, aspetti dunque non di competenza della EPPO. Da lì sono derivate le inchieste su Galvagno e Amata. Quest'ultima è stata ascoltata dagli inquirenti appena l'altro ieri e ora si attendono le decisioni del GIP anche su questi altri due filoni. Un uomo di 49 anni è stato ferito con colpi d'arma da fuoco nella zona del mercato di Ballarò a Palermo. La vittima è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale civico e non sarebbe in pericolo di vita. Sono stati i medici a chiamare i carabinieri che stanno indagando su questo caso. Andiamo a Messina, dove la preoccupazione di residenti e commercianti di Piazza del Popolo per la sicurezza dopo gli ultimi episodi di violenza sta diventando un caso. Nel pomeriggio di ieri un altro arresto per l'ennesima rissa nella nottata. Ce ne parla Francesco Triolo. Neanche il tempo di denunciare il clima di pericolo e la preoccupazione per la sicurezza a Piazza del Popolo a Messina, che ecco nella notte l'ennesima rissa, l'ennesima aggressione. Un 25enne tunisino, secondo quanto appurato dagli agenti delle volanti, ha aggredito il titolare di un'attività commerciale e la moglie con una bottiglia di vetro rotta. L'uomo, in evidente stato di ebbrezza, prima si era presentato presso l'attività iniziando ad importunare gli avventori e successivamente minacciando la stessa vittima oltre che la moglie, con la pretesa di voler consumare cibi e bevande senza corrispondere alcun pagamento. È nata una rissa che avrebbe coinvolto diverse persone. Con l'arrivo degli agenti delle volanti il tunisino è scappato ed è scattata un'autentica caccia all'uomo. Rintracciato poco dopo, il 25enne è stato fermato con l'accusa di tentata estorsione aggravata e deferito in stato di libertà per il reato di plurime lesioni personali aggravate. L'ultima aggressione in quella piazza risale allo scorso 25 agosto, culminata con un tentato omicidio e l'arresto di 2 persone, episodi che hanno riacceso i riflettori sulle condizioni di sicurezza di quello spazio pedonale recentemente rinnovato in pieno centro e frequentato da tanti extracomunitari e vagabondi, in particolar modo la sera, che bivaccano lì e approfittano dei localini che vendono alcolici a basso costo. Commercianti e residenti, supportati dalla municipalità, hanno deciso di costituire un comitato spontaneo per dare voce al territorio e monitorare gli episodi di violenza per cercare di prevenirli. Una situazione arrivata anche in Consiglio Comunale con la proposta di vietare la vendita di bottiglie di vetro, ma soprattutto un presidio fisso di forze dell'ordine. I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno scoperto una piantagione di marijuana nascosta in un capannone situato in un'area rurale del comune di Bolognetta. Sono stati sequestrati oltre 34 kg di marijuana. Un uomo è stato arrestato ed è stato denunciato. Un suo complice all'interno dell'immobile, come vedete, era stato realizzato un sofisticato laboratorio per la produzione di stupefacenti, completo di lampade alogene, ventilatori, condizionatori e umidificatori, tutti utilizzati per ricreare le condizioni ottimali di crescita delle piante di sostanza stupefacente. La polizia a Catania ha svolto un'attività di controllo straordinario con l'impiego di 50 poliziotti nel popoloso quartiere San Cristoforo, con l'obiettivo di contrastare fenomeni di degrado, criminalità e illegalità diffusa. Con i cani che sono stati appunto impiegati sono state scoperte piazze di spaccio. All'arrivo dei poliziotti le sentinelle hanno messo in allarme gli spacciatori, che in pochi istanti hanno tentato di sbarrare ogni accesso in 2 palazzi attraverso le porte blindate. Il tentativo di eludere i controlli è sfumato grazie all'intervento anche dei vigili del fuoco. Controlli per verificare gli allacci ai contatori. Un uomo è stato denunciato per furto di energia elettrica. Rinvenute diverse stalle abusive all'interno di garage non autorizzati. 7 autovetture sono state sequestrate per la mancanza della copertura assicurativa. Un conducente è stato trovato in possesso di un tirapugni e per questo è stato denunciato.
La Wilpa Sicilia lancia l'allarme nell'isola: più detenuti e più carceri, ma meno agenti di polizia penitenziaria del nord. Laura Spanò. La Sicilia conta più carceri e più detenuti della Lombardia, ma con un numero inferiore di agenti di polizia penitenziaria. La denuncia è del segretario regionale della Wilpa, Gioacchino Veneziano, che sottolinea la necessità di rivedere con urgenza le dotazioni organiche del personale. Abbiamo voluto lanciare questo allarme al Dipartimento perché a breve dovranno essere assegnate come integrazioni 306 unità di polizia penitenziaria. Riteniamo insufficiente questa operazione perché tra il 2025 e il 2026 andranno in pensione circa 200 poliziotti penitenziari e 70 unità di polizia penitenziaria risultano all'interno delle carceri come dotazione organica, ma di fatto espletano servizi di scorte e al nucleo investigativo regionale. Secondo i dati diffusi dal sindacato, la capienza regolamentare degli istituti di pena siciliani è di 6.438 detenuti distribuiti in 23 carceri a fronte dei 6.148 della Lombardia, che ne ha 18. A fronte di numeri maggiori però l'isola dispone di un organico sensibilmente inferiore rispetto alla Lombardia. La sproporzione, evidenzia Veneziano, rende ancora più difficile il lavoro quotidiano negli istituti siciliani. Anche la dotazione organica è diversa. Noi abbiamo meno 64 ispettori, meno 193 sovrintendenti e meno 26 agenti, cioè significa che abbiamo più detenuti e meno personale, o più carceri significa più posti di servizio. E un agente della polizia penitenziaria è stato aggredito da un detenuto nel carcere Ucciardone a Palermo, nella 9ª sezione. L'uomo ha dato un pugno al volto e calci all'agente, che è stato portato al pronto soccorso. Siamo stanchi di dover contare i feriti, ha dichiarato Maurizio Mezzatesta, segretario nazionale del sindacato CNP-PSPP. Il sindacato ha presentato un esposto alla procura. Ed è morto all'ospedale di Ragusa il pastore sciclitano Giuseppe Raimondo, 45 anni, ferito da colpi di fucile nelle campagne di Scicli lo scorso 22 agosto. Restano molti dubbi sulla dinamica e sulle cause della sparatoria. Ma sentiamo Veronica Barbarino. È morto questa mattina il pastore sciclitano Giuseppe Raimondo, di 45 anni, ricoverato da una settimana al Giovanni Paolo II di Ragusa per un delicato intervento al bacino. La sera del 22 agosto era stato raggiunto da colpi di fucile da caccia nelle campagne della periferia di Scicli. Subito operato d'urgenza a Modica, era stato poi trasferito a Ragusa, dove non è riuscito a superare le gravi complicazioni. Restano molti i lati oscuri da chiarire sulle cause dell'accaduto. È stato un incidente di caccia al cinghiale illegale finita male o è stato un dissidio personale tra il pastore ora morto e il feritore? Sul posto c'erano altre persone? Si sa solo che a chiamare i soccorsi sia stata la madre della vittima. Poi è stato un susseguirsi nei giorni successivi di ipotesi che non hanno trovato conferme negli investigatori, come quella che a colpirlo possa essere stato un familiare. Oggi di certo c'è che l'ipotesi di reato non sarebbe più di lesioni ma di omicidio colposo. Ultimi giorni di preparativi per le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla che si accingono a raggiungere Gaza sfidando Israele. I cortei a Catania sono stati davvero molto partecipati, ma così anche a Siracusa. Orazio Longo. Pronti a partire con oltre 40 nazioni rappresentate a bordo. Gaza We Are Coming, recita il maxischermo. Le barche di Sumud Flotilla partiranno domenica per la striscia di Gaza, con alcune navi attraccate a Catania e altre al porto di Augusta, mentre il luogo della partenza, originariamente fissato da Siracusa, potrebbe non essere più quello. Pronti per portare non solo un messaggio politico ma aiuti umanitari, dicono da Europa Verde Sicilia. La partenza delle navi è un atto concreto di solidarietà verso una popolazione che rischia la sopravvivenza ogni giorno. Per Alessandra Costante, segretaria della Federazione Nazionale Stampa Italiana, è un dovere essere presenti come giornalisti perché a Gaza stanno morendo anche i testimoni, ovvero i giornalisti, ed è iniziato anche il training dei viaggiatori. Tutti i membri degli equipaggi da 3 giorni hanno fatto un training bello intenso, diciamo, su una serie di cose, sia sulla sicurezza sulle navi ma anche come comportarsi nel caso in cui vengono fermati e quindi la risposta non violenta. A Catania la manifestazione ha visto muoversi un corteo dal porto fino al Castellursino, dove sui torrioni svettava la proiezione della scritta Free Palestine. Ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco.
Seconda parte di Sicilia 24 è arrivata a Palermo, dove sarà curata l'Ismet, la piccola afghana Ayeda, che non poteva essere salvata nel suo paese. Così è partita anche una gara di solidarietà per assisterla. Manlio Viola. È arrivata a Palermo con un volo diretto dall'Iran, dove era rifugiata insieme alla famiglia di profughi Ayeda, una piccola afghana di appena 2 anni affetta da una grave malformazione del fegato. Accolta dai volontari con un grande orsacchiotto bianco, la bambina è sempre rimasta in braccio alla madre. Commovente l'abbraccio della donna con i volontari palermitani. Affetta da PFCI, ovvero la colestasi intraepatica familiare progressiva, una malattia tanto rara quanto difficile da curare, la bambina è stata al centro di una gara di solidarietà nata con una raccolta di firme che in Italia in pieno agosto ha superato le 12.000. Una gara che ha visto coinvolte varie associazioni internazionali di pazienti fino alla Croce Rossa. La piccola profuga nel suo martoriato paese è incurabile, così come lo è anche in Iran, dove era rifugiata e dove peraltro non vengono rinnovati i permessi di soggiorno ai profughi afghani che per lo più dovranno tornare al loro paese. Giunta con il ponte umanitario, la bambina è stata affidata all'Ismet, dove bisognerà studiare il suo caso e capire come procedere. Il trapianto di fegato pediatrico infatti è assolutamente necessario, ma potrebbe non bastare e la piccola necessita di cure avanzate e complesse. La Sicilia non si volta dall'altra parte dinanzi a questi appelli, ha detto il presidente della regione Renato Schifani, felice di essere riuscito a portare la bambina qui da noi. La nostra vita stava andando a rotoli, ha detto la mamma della piccola, ma ci sono giornate come quella di oggi all'aeroporto di Palermo in cui la vita ti sorprende con la forza della gioia. Segesta torna a svelare i suoi segreti. Riemerge l'aula del Tribunale medievale con la tribuna del giudice e un complesso sistema di canalizzazioni. Davide Sardo. Segesta torna a raccontare la sua storia millenaria. Dalle viscere del sito archeologico riemerge un tassello prezioso della città medievale. Gli scavi della Scuola Normale Superiore di Pisa hanno riportato alla luce quella che sembra l'antica aula del tribunale, con la tribuna del giudice e le sedute in intonaco che piano piano riaffiorano. E tutto seguendo un filo conduttore affascinante, quello dell'acqua con canalette, grondaie, vasche e perfino un sistema di canali sotterranei che conducevano fino al gymnasium. Questo è l'inizio di un lavoro che spero possa svelare ancora di più, ancora meglio, la grande porzione pubblica della città di Segesta che ha vissuto con splendori incredibili queste architetture. L'area si prepara ora ad accogliere il pubblico con visite guidate dentro lo scavo, una vera macchina del tempo capace di riportare i visitatori indietro nei secoli. Adesso c'è un'altra pausa, in chiusura il calcio. E andiamo al calcio con il Palermo che ingaggia Vella, il portiere svincolato che sarà il secondo di Joronen per un paio di mesi in attesa del recupero di Gomis e Bardi. Marco Gullà. Il Palermo ha scelto il portiere Michele Avella per rimpiazzare gli infortunati Alfredo Gomis e Francesco Bardi. Classe 2000, l'estremo difensore si è svincolato in estate dal Brescia. In precedenza ha vestito le maglie di Casertana, Ancona e Virtus Francavilla in Serie C. Avella ha già incontrato il Palermo d'avversario in 2 stagioni, quella 2020-2021 in Serie C, quando indossava la maglia dei Campani, e quella 2019-2020 di Serie D, quando difendeva i pali del Messina. L'estremo difensore ha svolto in queste ore le visite mediche a Torino, poi la firma con il club di Viale del Fante, un contratto fino al 2026. Il suo ingaggio si è reso necessario dopo gli sfortunati KO di Gomis e Bardi. A Palermo Michele Avella farà da secondo a Jes Joronen, che in rosanero ha esordito sabato scorso al Barbera contro il Frosinone. I siciliani hanno intanto ripreso ad allenarsi in vista del prossimo impegno di campionato che sarà il 14 settembre a Bolzano contro il Südtirol. La sosta permetterà al tecnico Pippo Inzaghi di lavorare ancora sull'assetto della sua squadra in vista della ripresa. E il Catania ha presentato a Palazzo degli Elefanti la nuova squadra al sindaco Trantino. Per Grella è l'ora di trasformare il potenziale in fatti, ma sentiamo Marco Carli.
Caturano che abbraccia un giovane tifoso, Ierardi che firma una maglia e un supporter che sostiene Cicerelli dopo il rigore sbagliato. L'atmosfera che si respira attorno al Catania è di quelle giuste. La squadra capoclassifica sotto la statua dell'elefante con il sindaco trentino sorridente che sfoggia la maglia numero 1 e l'assessore allo sport Parisi, insieme ovviamente ai dirigenti e lo staff con in testa il vicepresidente Grella e il tecnico toscano. È stata presentata nel Salone Bellini la squadra della stagione 2025-2026. Questa città ha grande potenziale e 4 anni che parliamo di potenziale, è arrivato un momento di trasformare potenziale in fatti. In società l'area è cambiata tanto, non c'è una persona che può vincere da solo. Questo club avrà successo se si continua su questo binario della collaborazione, e questa collaborazione è legata anche ai nostri rapporti con il comune. I protagonisti sono stati chiamati uno alla volta, stretta di mano col sindaco e una serie di applausi per tutti i giocatori, a partire dal capitano Francesco Di Tacchio. È un orgoglio, una responsabilità, però sono orgoglioso di poter rappresentare questa squadra, questa città, questa società e niente, cercheremo di regalare una gioia importante a questa città. Per quanto riguarda il mio stato fisico sto bene, ho iniziato a fare lavori con la squadra, per cui presto sarò parte del gruppo al 100%. Sono quasi pronto, se non è questa sarà la prossima, per cui non vedo l'ora di rientrare e dare una mano a questo gruppo. E con questo servizio si chiude questa edizione di Sicilia 24. Vi lascio tra poco ad Angelo Gagliano per la lettura dei giornali nella rassegna stampa di oggi e vi ricordo che Sicilia 24 tornerà nella prossima edizione alle 14. A tutti una buona giornata.